buongiorno. Sono Pavan da Treviso, sono venuto 15 giorni fa circa a parlare un attimo del radicchio di Treviso, sto facendo una pubblicazione. Sì, bravo. Io adesso sto scrivendo in particolare la questione del miglioramento genetico, così solo accenno. Sono andato poi a vedere a Po' di Tramontana, che lei mi diceva, e ho visto gli appunti di una conferenza che lei ha fatto qui a Preganziol il 5 febbraio del 92, in cui diceva che il miglioramento genetico può avvenire solo nella zona d'origine, e cita sue esperienze con il radicchio di Chioggia portato ad Ancona, non riesce il miglioramento. Esatto, lì bisogna limare un po' quella cosa, no? Perché erano informazioni che quando l'ho dette è tutto verissimo anche al momento attuale, solo che bisognerebbe, quella è un'affermazione che io ho fatto perché ci terrei molto che il seme di radicchio fosse prodotto in Veneto, no? Pur non essendo io veneto, ma ormai sono qua da secoli, quindi mi sento un po', come si dice, d'adozione, Bene, per cui lei potrebbe dire, è verosimile che le migliori produzioni di seme si abbiano nelle zone di origine. Ecco, dicendo così, lei si cava un po' via dalla drasticità, sì, perché non vorrei che dopodomani, dal momento che tutto il mondo adesso ci sta lavorando, quello che non è successo fino ad oggi, domani mattina l'americano pur che sia mi trova un ambiente, mi trova un fitoregolatore, mi trova un trattamento luminoso termico, un qualcosa per cui fa seme meglio che il nostro e dice pimpini che avete da scrivere queste robe qua anche piena madonna. No, anche perché appunto mi dicevano quelli del Po' di Tramontana che l'esperimento è portato avanti contemporaneamente anche a Latina dall'Asgro. Sì. Quindi non credo che l'Asgro appunto... Ecco, però ancora l'Asgro viene a comprare semi in Veneto, tanto per essere chiari. La partenza è sempre Tutti coloro che commercializzano seme all'estero, per esempio, De Dritta o De Manca, il seme lo comprano in Veneto. Ho capito, ma ho visto che lei appunto sempre in quella conferenza però poi ha anche detto che uno negli USA con 70 ettari ha provato, poi è andato tutto insieme. Sì. Non ha detto Io ho detto anche che quel seme lì, però la disgrazia è stata che l'hanno commercializzato, per l'America del Sud. sì, senza sapere cos'era, con risultati che mi sono giunti, per questo non ho niente di scritto, ma per sentito dire, c'erano cose disastrose, hanno portato lì queste insalate con queste foglie rosse, ma le palle non hanno fatto niente, il grumo non c'era, alcuni c'erano, alcuni non c'erano, insomma c'è stato un po' di tourbillon che però non è confortato da uno scritto, no? Le dimostra il fatto che quello che le dico al momento attuale del tutto sbagliato non è che gli americani quando vogliono il seme vengono a comprarlo qua. Se l'avessero prodotto in California Valley o in altre zone, c'era il seme degli americani, non se ne parlava più. Io parto dopodomani e porto del seme in Argentina per fare 2 ettari di coltura, ma il seme lo compriamo da qui, per dirle. Al momento attuale la situazione è questa, adesso lei la limi in modo tale, oppure può dire che al momento attuale le migliori produzioni si ottengono con seme prodotto in Veneto. Non è detto che in un prossimo futuro, grazie anche alle moderne tecnologie, alla ingegneria genetica o altro, non si possa giungere ad una generalizzazione della produzione del seme come è capitato già con altri tipi, con altre specie, non con altri tipi. Ok? Questa era l'informazione appunto che avevo bisogno di chiarire. Va bene. La ringrazio. Di niente. Buongiorno. Le auguro buon lavoro, buona giornata. Altrettanto a lei. Grazie, ne ho proprio bisogno. In America. Grazie. Arrivederci. Di nuovo. Pronto? Sì, buongiorno, mi sono Pavan da Treviso. Come? Sono Pavan da Treviso. Sì. Voleva fare una domanda riguardo alle fonti di San Benedetto, Sì. che so devo fare una ricerca su Sì. Rio San Martin e la mostra del radicchio che fa là. Sì. E quando si cominciai queste fonti San Benedetto, io se ricordo, mi era detto di parlare con io. Beh,
proprio l'anno, adesso non mi ricordo. Era dopo la guerra. La guerra? Sì, era dopo la guerra. No, qualcosa prima della guerra. Sì? Mi pare sì. Della guerra, del 39. Sì, già prima della guerra? Ma non mi ricordo, quando che fu stato, proprio prima della guerra. Gli era una falda d'acqua a un certo posto, vero? Solo che adesso lo a San Benedetto, che gli ha toccato a fare un solco per un altro sforzo, perché l'acqua veniva fin sulla superficie del terreno e quest'acqua che veniva fuori su un tubo di legno così, vero che dietro sotto, è stata fatta analizzare e gli ha trovato che aveva acqua minerale. E allora da questo fatto la gente che cominciato ad andare a tosta acqua che veniva fuori, che veniva fuori insomma, da questa falda superiore che veniva fuori, che veniva fuori. E allora la gente che era una posizione di gente che deve togliere questa acqua per bere, e si poteva bere quanto che si voleva, anche 5 litri per morire, senza che fosse mai, anzi io non so che sia bene. Ma adesso non mi ricordo adesso come che chi hai fatto, allora lo stai in scatolini che non hai a far analizzare quest'acqua e gli ha permesso di fare una fonte, di farla venire fuori su una fontana, quest'acqua. E gli ha messo un tubo, gli ha provato 50 volte, più sotto, più sopra, e gli ha trovato una fonte. E qui gli ha trovato la fonte a San Benedetto, gli ha cominciato anche a venderla quest'acqua. Sì, ma si chiamava San Benedetto anche allora? Come? Si chiamava San Benedetto? No. Come si chiamava? Si chiama, la famiglia era Scatolin. Sì, Detti Vecchiato. Detti Vecchiato. Sì. E come mai si è messo il nome San Benedetto? Perché questa fonte è nel territorio della parrocchia del Ciosè, che è parrocchia San Benedetto. Per questo, perché la parrocchia del Ciosè si intitolava a San Benedetto. Ho capito. E il nome San Benedetto vi ho dato ancora i Scatolin oppure dopo Zoppas? Scatolin. C'è stato Scatolin sì, subito a dare il nome San Benedetto? Sì. Ho capito. E hai fatto una fabbrichetta piccola anche in Scatolin ora? Sì. E sai Scatolin prima che i suoi di Beppe Scatolin? Beppe Scatolin si chiamava invece? E detto sì, sto parlando di titoli. I tosati come si chiamava? Si chiamava Giovanni. Sì? Uno Giovanni e uno, adesso non mi viene a mente insomma. Va bene. E se è vero che si era copato dopo il vecchio, Sì. perché ora? Proprio quando c'era la gente che andava, che tutta questa gente che andava sulla terra, perché ha visto la gente che va sulla terra, chi va, in questa maniera che pareva di avere un danno insomma, il suo vecchio. E allora c'era piccato. Perché noi voleva ora il vecchio Scatolin? No, il parere perché era vita che io sulla cambia terra che aveva. Era una campagna grande? No, di che mia campagna, 7-8 proprie terra così. Di proprietà insomma, proprietà sua? Sì, di proprietà. Era Poretti però. Insomma, era una famiglietta, ma com'è, ecco. Ma Poretti, suo fratello, Piero, suo fratello del detto che si era piccato. Qui era piuttosto che era
Campania 20 campi di biciclette di terreno. Era una famiglia abbastanza, ma i suoi fratelli Leppi e Dio, era insomma, poi contadini che vivevano anche, insomma, poveri, ecco. Ho capito, ma ora era due fratelli sulla stessa campagna, Beppi e io. Sì, Leppi e Giovanni. No, Giovanni era Soffiolga, dito. No, Giovanni, Riccardo era fratello di Leppi. E era insieme su sta campagna? Sì, era sulla stessa casa e io si sente autocampi a zero di non so di cosa. E quello che si accoppato è stato Beppi però. Sì. Quello che si appicca. Sì. Per dispiacere. Perché che dispiacere di vedere sta casa, sta terra rovinata. Per quello? Sì, ma non abbiamo calcolato uno per quello. Ho capito. La gente ha capito che con tutta questa confusione fra la terra c'era piccola. Ho capito. E dopo, quanto tempo dopo si è venuto Zoppas? Tanto tempo. E i scatolini che ha fondato, che ha fatto questo commercio dell'acqua. I fratelli scatolini? Ho capito. Sì. Cosa che hai fatto? Una fabbrichetta? Cosa che hai messo su? Sì, gli ho fatto una fabbrichetta, gli ho fatto una fontana, gli ho fatto fabbricare attorno un poco, insomma, e gli dava il nome di San Benedetto in quanto questa fonte nella parrocchia di Scorsese intitolata a San Benedetto. Ho capito. Che era tanto lavoro che avevi fin dall'inizio, sti scatolini, avevi tanto lavoro, ieri a grande, subito? È abbastanza, come che subito fate strada. Ho capito. E dopo ne veniva la roba, ma dopo tanti anni ne veniva la roba. Sì. L'unica camonata, i cavendù, la roba. Adesso che mestiere fai qui da famiglia scatolini, i fioi? Ecco, che il cammino un tuffo lavora sul caffè, segafredo. Ah, Sì, un fiore dei scatolini. E che altri, lì, ma com'è, ma non erano piccoli sulla terra, no? Si lavora. non sei diventati sciori, insomma, i scatolini? È abbastanza. Quando io vengo che già che stai abbastanza fioretti, sei mago, credo. Sì. Quando io vengo, poi insomma io vengo. Ah, ho E capito. allora speso abbastanza? Sì. Sì. Va bene, lo ringrazio di tutte le informazioni. Prego. Grazie, buongiorno, grazie. Buongiorno. Grazie di nuovo. Ricordi come che funzionava questa storia? A che ora partivi? Chi c'è che andava? Cioè, mi spiego. Guarda, adesso al momento non potrei neanche a spiegare perché a tu che arriva alla scuola. Ah, ho capito, va bene. Adesso non devi guardare la pignata. Sì, beh, credo bene, così mi piace. Ecco. Io che telefono più tardi stasera, chissà come si Ecco, guarda, stasera se mi trova a me e ho usato un viso che ora Forse no, dove posso trovarlo? Perché qua forse vengono ad Orson per altri motivi. sta venendo su e gli manda da casa di Bologna e dopo qua lo trova perché adesso i dintorni qua. Ah, ho capito, va bene. Via del Manese che sei verso via Guizzetti dove c'è Ciapo. Bassa Sicilia, Osteria Sicilia. Ah, ho capito, va bene. Grazie. Prego, Arrivederci. buongiorno, prego. Pronto? Sì, buonasera, Moschino. Sì? Mi sono Camillo Pavanga, varia da Treviso. Ho bisogno di parlare con il signor Iseo. Sì. È possibile? Sì, permetta. Sì,
buonasera, domanda Buonasera. scusa. Mi chiamo Pavan da Treviso, sto facendo una ricerca sul radicchio rosso di Treviso. Sì. E ho parlato proprio stasera con il figlio di Manfredo Bologna. Di Bologna. Il quale mi ha detto parla con Iseo, che sa tutto della nostra storia un poco. Una volta, insomma, adesso siamo un po' tramontati per quelle robe. Ecco, fino a quando sei andati avanti, infatti, questo volevo domandare come prima roba, sti raici, stato 3 robette sul gattone. Lui stai dunque che praticava il mercato di Venezia penso 10 anni fa, anche 15, proprio i Dosson diciamo, parliamo proprio perché era la mamma della Ricchia. Dopo si è, non so, istinto un po' a volta perché c'erano i commercianti addirittura che andavano a togliere a casa e causa le spese, i mezzi di trasporto per Venezia le sai eliminare anche perché è un sistema di imballaggio tutto suo, tutto proprio, Queste corbe si con le corbe da 2 quintali, 1,50, 2 quintali, adesso è tutto le gabbiette, tutto confezioni dai 5 kg, dai 3 kg ai 8 kg, insomma 10 kg massimo. Quindi il motivo principale è stato l'aumento dei costi di trasporto allora. Anche, non so, anche la popolazione sempre sta a mangiare meno e però si è rinforzare la terraferma per il consumo di quella ricchia là. E qua diminuendo le presenze insomma in Venezia e sta diminuendo addirittura anche Ecco il consumo dei radicchi. Ma era proprio una tradizione del radicchio rosso. il radicchio rosso era proprio il forte insomma per Venezia, specialmente a Natale, vigilia Natale, primo d'anno, che roba là, addirittura qualche vigilia, adesso non mi ricordo bene, addirittura venduto un 40 quintali di radicchio rosso, insomma sì. Oddio, proprio solo io questo banco? Beh, mica avevo la prevalenza per dire la verità. Ce n'erano anche altri che vendevano. Qualcuno sì, ma in minima parte, ma la prevalenza che avevo veramente. Io si dice che aveva un banco, se è giusto dire, in Medisiese, Sì, il un banco commissionario al mercato di Venezia. comunque lì che diceva portaimo il banco de Moschino. Sì, del Moschino, del Madin, loro, insomma, avevamo posteggio nel mercato all'ingrosso, ecco. Gli altri chi erano che vendevano radicchio? Che c'era non proprio tutti, c'erano 3-4 che erano specializzati su questo. Oltre agli chi erano? Nadine, Come? Gennaro, Come aveva detto il primo nome? Nadine, la ditta Nadine. Nadine come Napoli, Ancona, Sì, Tomodossola, Nadine. sì, Nadine, esatto. E dopo? Dopo Gennaro, allora i vecchi, dopo è passato Umberto Zini e dopo già cominciare le confessioni più infime, insomma, e quello che ha distrutto un po' l'introduzione al mercato di Venezia del radicchio rosso, il vero radicchio rosso di Treviso. Ho capito. Ma dopo sti veneziani, come lo mangiavi sto radicchio che andava tanto via? Beh, insomma, la gran parte ora non c'era il boom dei risotti, del rosto come adesso, insomma. E una legnata che sapeva anche il terribile, perché la gente adesso che si sta introdotto il precoce, il famoso precoce, sì che conveniva quel buono, addirittura la gente gli era già stufa, perché a dirsi qua il precoce è una paglia, è una roba dura, è una cicoria veramente che non ha niente a che fare con il radicchio tardivo di Treviso, insomma io lo so. Esatto. E se Soffiol comunque, il precoce è figlio del tardivo. Beh, ma tutta un'altra cosa. Sì, beh, come gusto Tutta ovviamente. un'altra cosa. Ma come lo mangiavano appunto questi veneziani? Addirittura, condito la gran parte. Sì. Sì. Ma era un consumo anche popolare, no? Col prezzo che aveva, cioè la gente normale, gli operai, non so. Ma io se pensa che Venezia è stata spopolata da metà persone addirittura, di conseguenza il consumo si è diminuito a 6, insomma. Oddio, ma lo mangiava un po' tutti, vuoi dire, con questo? La gran parte, specialmente i giorni festivi, c'era una tradizione, guai se mancava il radicchio rosso, c'era qualche fruttivendolo che addirittura quei giorni là che ne voleva 2 quintali, 2,5. E adesso, non so, il massimo mi trova 10-15 kg alle feste di vigilia, insomma, ecco, 20 kg, 30 kg, ma neanche.
io li rivendeva poi, soprattutto a fruttivendoli, insomma, questo... Tutti i fruttivendoli Tutti i addirittura, fruttivendoli, tutti i cioè, non era- esclusivamente. cioè altre persone, non so, ristoranti, supermercati. No, beh, ma che c'era adesso sì, qualche ristorante che viene in mercato, ma una volta che c'era i fruttivendi a sua volta forniva gli alberghi, i ristoranti, insomma. Ho capito. Mi ha detto che regalava anche a Bisata, a Vigiliana Gaese, vero? Beh, qualche volta, insomma, se un presente, anche perché la segaiera come in famiglia con Guido Sonesi, insomma. Addirittura 2 volte all'anno si faceva qualche pranzo, addirittura apertura e chiusura della stagione. E dove andavi a fare sto pranzo? Beh, qualche volta là da Lori, dopo veniva una volta Lori qua a Venezia e una volta noi altri là, insomma, ecco, si scambiava questo pranzo. Andavi su una trattoria oppure... No, da Lori sì, qua mi altri su una trattoria perché noi era posti per poter pranzare in 20-30 persone, ma là invece si organizzava con le mie grandi famiglie e veniva fatto sto pranzo. Io li chiamava Iseo, insomma. Beh, Iseo mio zio, Gerimo. Cioè, era una famiglia vostra allora? Sì, noi altri eravamo una famiglia, insomma. Ecco, gli era Yuki allora? Sì, mio zio, qualche parente che collaborava, i dipendenti del banco, gli uomini in fatica, insomma, ecco. Quanti dipendenti che avevi? Un paio sempre. Un paio. E suo zio come si chiamava? Giorgio. Giorgio. Ecco, e da Aldo, che c'è una trattoria là vicino e mi ha detto che andava a venire la trippa. Da Aldo, esatto, che adesso è sparito, prima c'era Olga, dopo da Aldo. Prima ieri ha detto? La Olga, Ah, no. cosiddetta, sì. Andava a venire la trippa, è vero? La trippa si merenda addirittura, Dori non vedeva ora, non so, all'alba per esempio, gli attendeva sopra le trippe, ecco, perché già il freddo e la tradizione era quello. Ho capito. Un anno, cioè alcuni anni, che risulta di essere stato sul terrario da Baldi, da Osteria alle Grazie. Sì, più di qualche volta Che addirittura. anni era qui appunto? No, adesso mi Durante sono la guerra, mi ha detto. alla sprovvista. E mi ha detto che era durante la guerra, un signore là che si ricorda che... Durante la guerra, ma penso appena finirmi la guerra. Mi diceva durante la guerra... Perché durante la guerra, qui 2 o 3 pranzi che sta fatto, le stai fatto a casa di coso, Sì, ho capito, no, noi... di cocchetto, di Biscaro addirittura la gran parte, perché si prestava di più come casa, come tutto. Addirittura di Biscaro, di Riccardo Biscaro, guarda, mi ricordo. No, intendevo all'Osteria alle Grazie, Sì? lì era un centro di raccolta in Megadito durante la guerra in cui lei andava a recuperare questo radicchio e poi lo spediva a Venezia. Che risulta... Beh, comprare no, perché noi altri abbiamo sempre lavorato in commissione con questa Sì, gente. beh, raccoglieva il radicchio. Esatto, sì, ma c'era Lori che convogliava qua, sai, che aveva i suoi cavalli, era che volta che c'era i cavalli, addirittura dopo che ha cominciato con i motocarri, con quelle roba, ma i primi veniva, caricava 4 somme ogni carro e veniva fino alle barche a Mestre. Altri che chiamavi Some, ora che chiamava Corbe. Le corbe sì, anche Lori le chiamava somme, però sai che domanda bene, gli chiamava qualche vecchio, gli chiamava Salvino alla Cocchetto, vedrà che chiama ancora somme. E gli aveva ancora qualcuna nei soffitte, nei teste, diciamo così. Insomma, sarebbe un nome più veneziano che... Sì, no, ma anche Lori era una somma, insomma, una corba grande, ecco, una cesta grande. Ho capito. E non sai che abbia qualche foto dell'epoca, io... Guarda, mi può darsi che gli tira fuori anche, spero. Che dopo mi farebbe un enorme piacere perché di Venezia non ho niente, mi so che era questo traffico con molta roba di Treviso, ma di Venezia sarebbe molto utile che dopo ci... Qualche cosa con la vera, se tira fuori penso da poi dove sei lui che fa riferimento da... Beh, faccio un salto mio a Venezia, insomma, mi vado a venire anche una mattina lì perché quando ero all'università, vedo una roba.
la prossima settimana qua? Ormai so c'è proprio piuttosto alle strette, io dico sinceramente, perché adesso pronto col libro alle mostre che fa qua i primi di dicembre, quindi Addirittura. so c'è proprio ormai, visto che me la trovo a piccare o insomma, ecco. Mi spero la prossima settimana trovare qualche cosa, va bene? Mi spero che la cerchi. Casomai che davo una telefonata di Bologna, allora? No, che adesso il mio numero di telefono eventualmente mio, ma ne telefono anch'io, guardi, verso Senta, mi dica. E ora mettiamo Camillo Pavan. Camillo Pavan. Sì, di Treviso. Pavan Treviso. Che segga sull'elenco eventualmente, 0422 0422 400 400 6 6 1 1 8 8. 618. E ora 0422 400 618. Esattamente. Va bene, signor Camillo Pavan. E guardi, mica che faccio una telefonata per ricordarvi a volta del sabato, va bene? Sabato questo? Sì, Va bene, mi spero poter trovare qualche cosa in qualche maniera. Mi farebbe piacere magari qualche suo amico, dopo Va le bene. altri foto di Italia, capito? Così passa, Non so, non varia neanche, non so, insomma, vedremo, va così bene? passa la storia dopo. No, beh, non Un so. bel libro? Sì, Grazie intanto. va bene, vi daremo questo libro allora. Molto gentile, grazie. Arrivederla, salve, buonasera. Pronto? Sì, buonasera, sono Camillo Pavan. La portata, insomma. Ma comunque non so, ecco. Come si chiama sta sua sorella? Dice un paese, sì. Dove? Che Ah, nome? sta qua davanti, sì, poco più avanti e altri. Ecco, se mi dice come che si chiama... Sta attento, io domani posso telefonare. Perché adesso se massa tardi anche per lì, No, ma si no che ben per telefonare che io dice. Che telefono lì a sua sorella? Ah, va bene. Sì, io Pavan. Mi sono Pavan Camillo. Qua sì, sulla nostra casa qua. Come funzionava sto pranzo? Era fine stagione? Va bene? Fine stagione, sì, mi pare, sabato. Io non era qua perché sono venuta qua. L'ho sposato Biscaro, sì, ma comunque so chi parla sempre, ci vuole sì, pranzi di stasera, fine stagione, sì, ci riunivano tutti quanti e ora veniva su questi veneziani che faceva sto pranzo, ci vuole dire. A base di cosa sto pranzo? Mamma mia, non so dire, mi penso... Domani ora me lo dice, con il telefono domani per Ecco, sì, ora che domanderò a mia Maria, ora che domani dico di accordo anche del pranzo. Ecco, ora sì, cosa a mezzogiorno, ora che siamo qua a mezzogiorno e mezzo, siamo qua di mangiare. Molto gentile, grazie. Sì, niente, buonasera, arrivederci. Pronto? Sì, buonasera, sono Camillo Pavan. Magari bisogna parlare col signor Valentino, se è possibile. Sì, un attimo. Sì. Va? Metto provando, voglio parlare con tutti. Sono quello. Poi domani, io perché metto parlare con Pronto? Sì, buonasera, sono quello dei Raici che se venivo anche prima che era sua moglie, oggi pomeriggio, non so se è che abbia detto, era venuto ancora quell'altra volta. E sono io a fare la storia. E volevo domandarvi, quel famoso, quando andavi a portare i Raici là a Venezia, che arrivavi ai barche a Mestre, no? Chi era là i barcari che vi aspettava? Cioè, chi eri che i barcari, si ricordi? Moria, Perché mi sono stato stasera da Bologna, prima che ho parlato con sua moglie, dopo mi ha indicato il posto, sono andato a parlare con Luigi Bologna, questo esatto, ma io non si ricorda queste robe più di tanto. come era il nome di Barcari? Io non mi ricordo adesso. Non veniva in Non mente. mi viene. Vabbè, e dopo quando arrivavi a Venezia andavi da Iseo Moschino. Prima era sul zio Moschino. Ah, su zio come si chiamava? Moschino. Non lo capito. E dopo? Moschino Giorgio mi pare. Chiamavo Moschino, no, preciso. Cosa era un ragioniere? Sto tipo avevo... Oh, beh, adesso guardo. Beh, non può, perché dopo mi ha detto che questo Moschino a un certo punto è venuto anche qua da Baldi ai Grazie, che risulta che Valdi durante la guerra andavi a portare da Baldi anche sto Raici. Sì, no? Com'è? Beh, no. Non mi sovviene. Sì, riesco mi chiama, dopo non si poteva. Sì. Ma dopo non si poteva più portare a Dicio Venezia. Ah, perché allora? Ma se me lo cancano altri.
che tempi non so, potremmo neanche più portare di giovedesca. Ah sì? Sì. Io adesso ho preso mio papà è nato un mesio, Ah, è nato un amico qua, che là a Venezia qui da a fermare, ah sì? la finanza, penso sono i fai. Era tempo di guerra, là? Con i fascisti, là? No, prima proprio in tempo di guerra non so poteva portare di giovedesca. Ah, proprio? E andai a fermare e a fare una notte in prigione. Ah, ma era che volta che erano i tedeschi, ora che non so? Non si ricorda in che... Adesso non mi ricordo se era ora finito era Bartoni anche della guerra o in tempo della guerra, per preciso. Ah, ho capito. So che sta un periodo, non mi ricordo adesso proprio preciso, se proprio in tempo della guerra o dopo dal 43 al 45. Ma è stata ora. È più probabile che sia stato dal 43 al 45. Sì, adesso sta, sì, là. Ho capito. E il nome dei Barcari non mi ricordo più. Vabbè, ma... Se può dare anche in giamma di qualche luce se ricorda, ma può darsi che venga in mente. Era comunque là alle barche, insomma, a Mestre, Sì. portavi altri questi... con a cavallo praticamente. Ma guarda, si scaricavano là e non la buttavi in la barca. Come se chi scaricavi i altri, si ricorda? Mi ricordo, io scaricavo la mia. Perché era pesante, forte. Era sempre mica là, sempre roba del 7 a 2,10, 2,20, 2,20. Anche più di 2 quintali. Sì. Ma... Tirai un vaso e tirai fuori lasciando la careta. Del rimorchito. E dopo un colpetto e fai sentare in piedi, giusto? Ma per terra? E andava giusto per terra ora? Sì. Come era un scagneo? In chiara maniera io e non scaricare che tanto, era sempre mica là ora, dopo era di 7-8 anni. Ma in quante persone che voleva per scaricarlo? Mi sono? Una persona sola? Sì. Ah, e che voleva un colpo secco era come ora? Ma ho cominciato di 7-8 anni, ma penso ancora del 40. Ho capito, ma invece caricarle che voleva 3-4 persone caricarle? Caricare sì, 2, 3. La seconda insomma? Sì, uno montava insieme al rimorchietto e due sotto. E si alzava un vitale palomo, si alza. Ho capito, e invece per scaricarle io le tirava giù con un colpo secco insomma. Uno solo, sì. E si sentava per terra ben giuste. Si tirava fuori la giada, dopo un colpetto e si tirava i segnali barcari, tirare giù. E andava giù col culo giusto insomma? Sì. Non di fianco? No, perché si spaccava tutto, ora si schiacciava tutto. Ho capito, ma mi diceva Bologna, il Tosato là, che invece da barca a Iseo, tante volte facevi il rodolar dopo a Sista, a Corba. Che risulta? Io si ricordo di averle viste il rodolar. Sì, ieri pagavo quelle strafinali, no, e piegavo e fanno attorno. Sì, le facevano attorno. Sì, io conforme con il siare in due, tirare, fa lisare. E si doveva fare ancora. Ma non si rovinava il raicio dentro? Sì, io montai anche insieme. Anche? Anche una sola altra e montai non solo i radici. No. Sono di perché lo caricavo 8, 7, 8, 6 e una nuova persona. Montai col tuo parato. Ah sì? Ah, le voltava col culo peraltro, cioè si basava, diciamo, raicio con raicio. Sì, però sai una cosa che il pastore si metteva sempre un fiato di foglia, se serviva la foglia meglio, dopo si arrivava anche a Venezia, si aveva scarto la foglia del raicio. Solo i raici? Solo i raici mettevano sempre un fiato di questa foglia per non fare altre spese anche. E sotto il sacco, insomma, strasson là? Solo del radicio? Sì. E ci non niente, bisogna stare neanche, era se fa un sacco, e sono io, la persona portai, e camminava la persona. Solo a Corba, Valtteri, non asseravi con un sacco, come se mi stramasso e Sacco, sì, del cane, guarda. Sì, del cane, vai. E ora le foglie mettevi sotto sto sacco, insomma? Sì. Ho capito. Solo del radicio, anche mettevo un pochino di carta, qualcosa per non in sembrare, e dopo un sacco passò sempre. Ho capito. E insomma, ieri i gai strette, insomma, non aveva paura sti radici di rovinarsi? No, non si rovina, no. Va bene. Il Moschino mi ha detto che faceva anche dei pranzi, dopo veniva a fine stagione, in casa vostra, a casa da Biscaro. Vabbè, là erano tre, qui, come si dice, si è al banco.
perché noi ieri due famiglie, due famiglie ieri guardavamo a Moschino, dopo che era qui che una viglia, chi da Zanaro, Chi? Da Panar? Zanaro, Ah, Zanaro, sì, Nadine. Moschino e dopo gli altri era... E a fine dell'anno vi trovavi qua a fare un pranzetto ora? Ah sì, A Dosson tante volte? qua sono famiglie, sì. E cosa mangiavi, si ricorda? Oh? Poi la roba del calapo, ragazzi, strane, sorprese. E lì? Lì bisogna parlare. Ma e radici come mangiavi? I radici? Quando che veniva sto pranzo, mangiavi anche radici? No, magari veniva, non so, o chi veniva in autunno come adesso, Ah, o se no veniva in marzo, aprile. ah che non veniva più radici? No, era finita. Anche perché veniva fuori poi oggi magari sì. No, Sì, dopo era finita, ho fatto cominciare là in settembre, fatto cominciare, se no finita in marzo, aprile. Dio. Ma sì, no, sti radici non era un modo proprio di mangiarli. Come mangiavi di solito sti radici durante stagione o altri contadini? Lo sai, dai salata, non voglio bere, sai? Risotti, No, non era che... pasticcio, No, non fa niente, noi stiamo consumando così tutto. quei fasioi? Io ho detto quei fasioi. Vedi che la mangiamo qui fagioli? Ma altri di casa vostra? Sì, ma non qui fagioli come adesso, no, dovremmo pensare in neanche da buttare in mezzo i fagioli così, sempre. E tu fuori dopo guarda. Sì, dopo non mi hai mangiato tanti, ma insomma andava a mangiare, tu sai, l'orologio per sai, bada. Non era gli anni da consare, da cucinare, da fare pasticci che e neanche sappisce di niente. Ma non era una gran specialità, insomma, No, immaginavo. noi andavamo consumare tutti così a culo. Ecco, ho capito. Noi che ne cucinava anche, sì, ma era Si foglia magari così. una tiglia, no, si poteva cucinare la tiglia con fiato e olio, Sì, si provava su così. ho capito. E perché dopo non si pindati a Venezia? Beh, dopo che cominciava qua ai mercati, io dopo che sono fuori questi mercanti qua attorno, c'è stata che mi costava manco che non massa spese. Ho capito. E a Treviso andavi mai? A Treviso è solo che a Venezia altri andavi? Sì. Sempre a Venezia? Altri quando sono lì, vanno tutti qua, borgata qua, tutti in Venezia. A vostra borgata? Quella da via Zermanese, da che parti hai? Insomma? Sì, quando sono, vanno tutti in Venezia. Perché era tanti che lo spedivano? Poi marcato, visto anni, marcato, non mai non sono tutti i portati in Venezia, ma anche dunque ne ha pochi non sua. Ma cioè tutti? E se no, era in tutte le case, qua. Appunto che era con 5-6 famiglie che andava a Venezia. Dopo stava cominciato, su per famiglie, se un mercante veniva qua, una famiglia si portava, se chi portava altro, io li portava via. Chi era da Zanatta? Da Zanata, dopo anche da Moino, dopo li portavano da Sceve anche. Da Schievene? E dove andavi a sto Schievene? Dopo, dove li portavi a sti radici? No, che era un mercante che andava a Tolli. Ah, andavo a Tolli da Schievene. E chi era sto mercante? Muori adesso non mi ricordo. Cioè che era varie persone dello son, vostri E era qualcosa diciamo sordi, soldi, era da Preganzione? pregazione. Ma io Dopo dovevo portare al consorzio. E era uno che era il direttore del consorzio a pregazione. Era un certo Pion. Pillon. Poi su che dice che aiuto, dopo li spidia, come da Gainaro. Ma era dopo la guerra questo? Sì. Dopo guarda nel 50, dopo. Ma prima della guerra invece? Prima era no, era sì. Era Treviso, sì. Ma perché? Treviso che comprava sul mercato, che ne era. Ma mi diceva appunto Anche avanti guerra, sì, là che era uno che veniva, ma. un certo Sartorato Virgilio, mi diceva che suo papà Ferdinando Sartorato li portava, li commerciava con Mian. Lo presente? Che era un certo Beretta da Mian. Sì, vero? li spedia sì a Milan. Ecco. Li spedia, li portava, li spedia a Milan, sì. E quella, come funzionava la faccenda? Chi li portava a Sartorato? Mi spiego?
non so, mi devono portare in stazione, mi pare che... Cioè, ma i contadini andava a ori a portarli... No, i fa dei gabbie, dei cassetti, insomma, e spedia e mandava a mia. Mi pare che li portava in stazione prima di oggi. Vabbè. Che lei era sì, no, ma non mi ha tutti vedete, era sì, come se io ci non andavo a Treviso, che era di anni da chi tu è su, come lì gli anni, non presto era da schiera, non mi ricordo, che era anche soldi, quanti guerra tu è su, cosa non mi secondo me. Soldi? Ho capito. Oh, sì? Vabbè, ma a Treviso che era poca abitudine di portarlo, insomma. Sì, però da poca, insomma, io quando sono lì era pochi che... Stavo era pochi qui da Pregadiole, a Sant'Andio. Sì. Però alla mostra di Treviso vinceva sempre quelli di Dosson. Come mai? Sì, che era Dosson. Perché da Dosson adesso siamo 6-8 famiglie nuove, ieri una quarantina. Che faceva radici? Già. Tutti erano radici, no? Pochi o tanti. Sì. Ma proprio il tuo roso era qua, sul colmeo qua, no, Andri qua. Come si chiama quel colmeo là? Come si chiama? Dà un nome il vostro colmeo? No, dico mio il colmeo qua. Per via Germanese? Sì. Ho capito. Va bene, ringrazio. Sempre. Saluto, grazie. Saluti, buonasera, grazie. Sì, buonasera, signora Bologna? Mi sono pavan quello dei raici e vorrei domandargli una piccola robetta. Dopo finito la busa, i raici, stava una settimana dentro sua busa. Sì. Circa una settimana, no? Sì, io 8 giorni, sì. Le volte che le pì secondo il freddo, insomma. Ah, ho capito. I portavi in sta subito oppure, cioè, dopo veniva a curare subito? Sì, quando ti girai fuori dalla busa ti portai in sta, dopo andai a curare. Ho capito. E con cosa portavi in sta? Con cariola? Con i carioli. Un cariolo o cariola? La cariola, quella che si mena via il sporco dei bestie. Ah, ho capito. E sotto a busa, invece, sti radici, avevi le ame? Sì, le ame che scallasse, no? Ah, tanta sotto? Le ame per tutto? Non sabbia. No. Mi ha detto Biscaro, che sono andato quello che da Corba, che ha detto che li metteva sabbia. Forse non si ricorda allora? No, non si ricorda perché ho fatto tanto per dire, ma era grassa e quando che ti tirai fuori i radici che ti bagnai i radici ti mettevi sempre la grassa calda che scaldate. Ah, ho capito, una volta tirai fuori, bagnai. Poi a caldo. Se mettevi di nuovo grassa, calda. Sempre su grassa di qui che scaldava. Ah, ecco, si vede che... Perché io voglio bagnare i radici ogni giorno perché stanno dentro così sul caldo, si suga. Ah, proprio ogni giorno? Sì. Ma ora, quanta grassa sotto che ieri restava? 10 centimetri, non so. Sì, 10 centimetri, sì. Una mandela di grassa? Dopo l'acqua si bagna, si fuoia, e ora te che zontai sempre qui a calda, qui a scaldare, sì. Infatti mi pare strano che avessi messo sabbia. Era un lavoretto, sì. Era un lavoro, io scherzo. Un lavoretto, sì. Ho capito. E quell'attrezzo che mi diceva Luigi che tagliavi a grassa quando che facevi a busa all'inizio, come si chiamava cosa? Quassita. Ah, quassita? Quassita una volta. Ho capito, che seria anche quello che tagliavi col fen? Sì, che si taglia anche il fen, ecco. Ho capito. Insomma, era alta circa 1 metro sta busa, con poco manco di 1 metro. Sì, 80 schei sempre, sì. 80 schei, insomma. I radici non erano alti come adesso, per dire, era sempre più piccoli, radici una volta. Perché adesso ti fa venire più grandi, ma una volta era più piccoli, insomma sempre quel metro, ecco. In maniera che io si uffiava aria, non era soffegare in piedi. Sì. E queste atue che teneva fermi, diciamo, i radici che toccasse su le ame, dove ieri attaccare queste atue? Su per le ame o per terra? Sei un quadro, no? Era 20 schei su delle ame, che tenesse le ame fra cá, che non venisse giù. Ah, teneva ieri petare su per le ame? Sì, ti facevi come un cerchio, ho capito. quadro, e in maniera che le ame non si muovevano, ecco, era iato che fermava. Ho capito, e serviva anche per tenere fermo le ame? Sì, era posai su atue, dopo non era posai sulle ame.
Ah, ho capito. Ma poi per modo di dire. Ieri l'auto è belle grosse ora? Sì, è ben. O no? Quanto grosse? Sì, beh, insomma, come un braccio. Ah, 5 schede, sì, 7. Ecco, Sì. ma e auto, ora ieri impiantai su per le ame ieri messe? Sì, ti impiantai dentro sulle ame, ti mettevi chiusi in maniera che da non noi siamo vici. quanto? Era una roba fatta esatta. Una sola che altra, quanto ieri? Allora, sì, 7 cm una che altra, 10 cm. Cioè, una sopra e una sopra ieri, no? Sì, ti facevi il quadro, Sì, il ma quadro ti facevi. quanto alte ieri una dall'altra? Mi spiego? 10 scale da terra, che ti mettevi i radici qua radice, 10 scale, in maniera che i radici si posavano da stroppa per dire. Ah, ho capito. Ecco, Ma qua. a prima atto era alta 10 cm da terra, e a seconda? No, non era, bastava una. Ah, bastava una atto, Bastava basso tenere il coso, dopo alto qua era tagliato, non si muoveva mia alto. Ah, perché mi aveva detto Luigi che io ero 2 atto, un giro di 2 atto, No, era una. Ah, per quello che mi insisteva, una sola. Era una che era solo dire che ti mettevi torno, ora che ne vuoi anche 4 per fare il quadro, ogni modo. Ne vuoi a 4, sì, ma era una, insomma, il corpo. Sì, una. Ho capito. Al mago. E il porteonco, cosa veniva tenuto su? Che mettevi quando che andavi dentro? Una volta così faceva sa che si tirava fuori i forconi per Isia. Ah, ho capito. Ecco, un bel forcone ma di quei grossi. Ah, Che gli era creato uno grossi, ora si guardava sempre i forconi grandi, grossi, che non ti eri bisogna calciarlo. E ora che ti assai il paio lungo e ti mettevi su sto forcone, ti assai a fare, ti mettevi sul forcone e non si muoveva. ma ora sei sicura che teniva torno che era una atto o era tu? Sì, no, attua. Mi ascolto io? Non sapevo. Sì. Beh, insomma, sì, perché gli era capito questo, ma insomma, che cosa si ricorda? Sì, ho capito, ma sei sicura che sei una... Sì, nato è E ora vero. a Gadisa che quando come fa il disegno, ora che mi spetta il disegno, Va bene, che mi metta una atto e non dopo. va bene. Aspetta, non ho finito. Il nome suo come si chiama? Dopo se ho fotografia, il nome. Mi Casagrande Luigi, Gina, Casagrande Gina, mi. Gina Casagrande. E dopo ste raise, ogni giorno insomma, perché sennò diventava... Sì, quasi ogni dì, se gli era sirocco no, ma se gli era sotto freddo che a corte scaldava, bisognava che ti bagnassi quasi ogni dì. Ah, ho capito. Sì. E bagnavi su un mastel, mi diceva Ma è un masso a volta, che se c'hai le raisi sull'acqua, dopo ti metti al suo posto e avanti. Sì, questo mastel che non me l'avevo, ieri un mese fa di